Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. 14 colpi di pistola contro una casa allo Zen di Palermo mentre proseguono i controlli notturni nelle zone della Movida per la seconda notte consecutiva, aree a rischio cinte d'assedio dalle forze dell'ordine. Per minacciare e perseguitare la ex era evaso dai domiciliari, finisce in carcere un 32enne di Gela, il primo caso in Sicilia di arresto in flagranza differita. Impennata di contagi Covid durante il periodo natalizio, aumentano decessi e ricoveri in terapia intensiva, la campagna vaccinale però non decolla. Tra le vie dello shopping, corsa ai regali di Natale. C'è già chi ha fatto tutto con largo anticipo e chi ancora deve iniziare. L'importante è comprare un pensiero per tutti. Il centro città Messina trasformato in autodromo per la sfida dei sindaci, tutti a bordo di mezzi elettrici per la mobilità sostenibile. Calcio, il Palermo batte 3-2 il Pisa e conquista 3 punti d'oro, ma i problemi restano. Corini, lo spirito era importante e l'abbiamo ritrovato. Serie C, legate alla decisione del TAR, le speranze di annullare le porte chiuse per Catania-Sorrento che si giocherà domani sera. Lucarelli in conferenza stampa anticipa i temi della partita con i campani, finisce a reti inviolate, Potenza Messina. Ben trovati e buona domenica da Sicilia 24. Si spara allo Zen di Palermo, ben 14 colpi sono stati esplosi contro un'abitazione appunto nello storico quartiere, mentre i controlli notturni nelle zone della Movida sono proseguiti per la seconda notte consecutiva, aree a rischio cinte d'assedio delle forze dell'ordine fino a tarda ora. Sentiamo Manlio Viola. Seconda notte di controlli interforze nel centro di Palermo, i quartieri e le vie della Movida sono stati cinti d'assedio dalle forze dell'ordine. Polizia fino alle 2:30 del mattino in via Isidoro Lalomia, la strada della Movida parallela alla centralissima via Libertà. Polizia anche in via Pasquale Calvi, l'altra strada che va verso il centro residenziale e dove è avvenuta la rissa di 2 notti fa di fronte alla discoteca No 3. Carabinieri e Guardia di Finanza invece fra piazza Sant'Anna, teatro di almeno altre 3 risse nelle scorse settimane, e la zona della cosiddetta Movida interna. È stata una replica dei controlli della notte e del pomeriggio precedenti, durante i quali erano state complessivamente identificate 121 persone, di cui 7 con precedenti penali, e controllati 84 veicoli, ma anche elevate sanzioni per un importo complessivo di oltre 35.000 euro. 2 rappresentanti legali di altrettanti locali erano stati denunciati a piede libero per omessa visita medica di 7 dipendenti e per gli impianti di videosorveglianza privi di autorizzazione, nonché per la valutazione dei rischi priva dei requisiti minimi. Altri controlli sono stati effettuati unitamente al personale dell'ASP e alla Polizia Municipale con la contestazione di violazioni riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande, con il conseguente sequestro amministrativo del locale, mancanza di requisiti strutturali, mancanza di registrazione sanitaria. Intanto questa mattina intorno alle 6, ben lontano dalla zona della Movida, 14 colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro l'abitazione di Salvatore Spina in via Costante Girardengo allo Zen. In casa c'era lui, ma c'era anche tutta la sua famiglia e solo per un caso non ci sono feriti. A ottobre, nella medesima via, colpi d'arma da fuoco erano stati esplosi anche contro l'abitazione di un detenuto agli arresti domiciliari. Era evaso dai domiciliari pur di perseguitare la ex moglie. Un uomo di 32 anni di Gela è finito in carcere per stalking grazie all'applicazione delle nuove disposizioni del Codice Rosso bis. Si tratta del primo caso in Sicilia di arresto in flagranza differita. Gerry Italia. Perseguitava e minacciava l'ex moglie sfidando anche il divieto di avvicinamento imposto dal tribunale. Non ha smesso neanche quando gli sono stati imposti gli arresti domiciliari. Nonostante la misura preventiva, infatti, ha continuato a tormentare la donna e a insultare lei e la madre con epiteti di ogni genere. Le seguiva anche in chiesa, dove le 2 donne andavano a messa. Adesso l'uomo, un 32enne di Gela, è stato arrestato per stalking grazie all'applicazione delle nuove disposizioni del Codice Rosso bis. Questo emendamento, entrato in vigore nelle scorse settimane, prevede l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione
l'applicazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori. È la prima volta che questa norma viene applicata in Sicilia ed è una delle prime volte in Italia. L'uomo è stato arrestato dagli uomini del commissariato di Gela coordinati dal procuratore capo Lucia Musti, che ha descritto il comportamento dell'arrestato come una manifestazione di estrema possessività. Il procuratore ha poi sottolineato come l'applicazione del codice rosso bis possa incoraggiare le donne vittime di violenza a denunciare. Tuttavia, ha anche riconosciuto che molte donne ritirano le denunce a causa della paura e della cultura della soggezione. Una donna che alla fine fa questo processo doloroso di denuncia, arriva a denunciare e dopo ritratta, oltre che mettere una pietra sopra sulla sua situazione, a mio avviso, e questo è importante, fa un danno a tutte le donne, perché poi si viene a sapere, non si viene a sapere, resta il fatto che ella ha fatto marcia indietro, quindi vuol dire che non si è fidata. Il magistrato è comunque fiducioso che l'arresto dell'uomo possa rafforzare la decisione della vittima di denunciare e che possa essere un esempio per altre donne. Il provvedimento di arresto dovrà ancora passare dal vaglio del Tribunale del riesame, ma il procuratore si augura che questa applicazione della legge possa dimostrare alle donne che è possibile ottenere giustizia. Controlli nei cantieri edili della provincia di Messina. Sono state denunciate 8 persone, tra committenti e imprenditori, ritenute responsabili di non avere vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri. Accertata anche la presenza di 4 lavoratori in nero. Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 46.000 euro. In 6 casi su 10 è stata sospesa l'attività imprenditoriale. Un cantiere è stato sequestrato. C'è una vera e propria impennata di casi di contagio da Covid in questo periodo natalizio, che ha portato peraltro anche ad aumento del numero dei ricoveri nelle terapie intensive. Intanto però la campagna vaccinale appunto contro il Covid non decolla. Sentiamo Tonino De Mana. Aumentano contagi e ricoveri, così torna ad aleggiare lo spettro del Covid che insieme all'influenza stagionale rischia di guastare le feste a migliaia di persone. Le prime avvisaglie ci sono da almeno 2 settimane, pur rimanendo sotto il livello di guardia, le infezioni continuano a salire, agevolate dalla scarsa adesione alla campagna di vaccinazione. Secondo l'ultimo monitoraggio sul Covid del Ministero della Salute, in relazione alla settimana 7-13 dicembre sono in netto aumento decessi ed accessi in terapia intensiva, come conferma Carmelo Iacobello, direttore di malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro. Sono 55.540 nuovi casi in Italia, di cui 7.426 hanno necessitato di ricovero e 240 in terapia intensiva. I decessi sono saliti a 322. Questo ovviamente significa che dobbiamo aumentare le attenzioni rispetto a questo tipo di patologia, cercando di incrementare sia il numero di vaccinazioni, che in questo momento stanno subendo una grossissima flessione, sia il numero di terapie precoci da effettuare entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi. E in questo senso riveste un'importanza fondamentale la vaccinazione. Ma cosa ne pensano i catanesi? La vaccinazione Covid deve essere sicuramente rivista. La vaccinazione anti-influenzale è assolutamente molto raccomandabile. Io l'ho fatta. Gli esperti invitano alla vaccinazione. Io non lo so, io sono più per i rimedi naturali. A mangiare l'agrume, che sono migliori. Comprate i mandarini sì. Contro? Contro il raffreddore. La vaccinazione resta quindi la vera arma di protezione per le categorie più a rischio, ovvero fragili ed anziani, con l'assessorato regionale alla salute Federfarma che hanno stilato un protocollo per intensificare la campagna di immunizzazione coinvolgendo anche le farmacie. Adesso vi portiamo nel centro della città di Catania, dove è corsa ai regali da mettere sotto l'albero, anche diciamo una piccola spesa, purché il dono sia per tutti. Emanuela Corsi. Manca una settimana al Natale ed è corsa al regalo.
Nelle vie dello shopping catanese in tanti approfittano di quest'ultima domenica prima delle feste per iniziare o per completare la lista dei doni. Abbiamo fatto i regali o no? Ancora, stiamo incominciando adesso. Ah, ok, quindi oggi domenica. Oggi è tutta dedicata alla famiglia, amici e tutti. Ma quanti pacchi abbiamo? Troppi, oserei dire troppi. Abbondantemente. Ma li avete già fatti tutti i regali o no? No, e quindi ancora peggio. Ci vuole un carrello per portare. Sì, infatti siamo scesi a piedi e me ne sto pentendo. Ultimo regalo o ancora invece ne dobbiamo? No, è ancora il primo, in realtà. Devo fare ancora tantissimi regali. Ho esattamente finito adesso, proprio l'ultimo. L'ultimo per chi è? Sì, per 2 bambini. In cima alla lista ci sono i regali per i più piccoli. Per chi sono questi regali? Sono per i ragazzi, un regalino ai ragazzi. Il Natale è un po' dei bambini. Assolutamente sì. Quest'anno che regalo vogliamo? È una bambola che sembra vera. Non solo doni per i bambini, ma anche per la persona amata. Quanti regali ne fai quest'anno? Devo fare quello più importante. Puoi anticiparci qualcosa? No. Ma è importante? Importante. Ma quanto costa quest'anno fare i regali? Non possiamo allargarci troppo. Quant'è il budget quest'anno? 300-400. Ancora sono piena di regali da fare. E ti vediamo triste. Sì, perché se ne va lo stipendio, vero? Medio. Quest'anno forse un po' al di sotto della media annuale. Anche se il budget a disposizione è poco, non può mancare un pensiero sotto l'albero per tutti. Bambini di Palermo a tutto gas fra i corridoi con una moto da cross. È la mototerapia per allietare la giornata dei piccoli pazienti in vista del Natale. Il servizio. A tutto gas per le corsie dell'ospedale di Cristina di Palermo, una mattinata di svago a pochi giorni dal Natale per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico. L'iniziativa, che è stata organizzata dall'associazione Motor Life, ha portato una moto e tante emozioni ai bambini e ai ragazzi ricoverati che per un paio d'ore hanno avuto la possibilità di vestire i panni di un pilota da cross. I bambini sono particolarmente entusiasti, è la seconda volta che ripetiamo questa iniziativa dentro l'ospedale pediatrico ed è un momento di grande gioia, vedrà grandi sorrisi, coinvolge un po' tutti questa attività, i bambini un po' più piccolini e gli adolescenti più grandicelli, maschi e femmine, e devo dire che anche gli operatori sono felicissimi e i sorrisi abbondano anche nel viso delle mamme e dei papà. Iniziative su iniziative in vista del Natale, questa della mototerapia ha riscosso un grande interesse tra i piccoli pazienti. Oggi abbiamo raggiunto la felicità, il nostro obiettivo. È un mix di adrenalina, velocità, genera la felicità, è quello che vogliamo. Stiamo cercando di allietare questa giornata inusuale per un ospedale, perché in ospedale di certo non si trova comunemente una moto, ma oggi ci stiamo divertendo da matti con i nostri piccoli piloti. E tra sorrisi e sgasate, le corsie del Di Cristina per un paio d'ore sono diventate la pista giusta per scacciare ansie e preoccupazioni. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco. Tornati in studio, andiamo a Messina, dove il centro città è stato trasformato in un autodromo per la cosiddetta sfida dei sindaci. Vediamo di che cosa si tratta per questa iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile. Francesco Triolo. La sfida goliardica aveva però un obiettivo, quello di sensibilizzare la comunità messinese ed anche della vicina Calabria all'utilizzo dei mezzi ecologici, elettrici, dalle auto alle bici ai monopattini, seguendo il percorso di valorizzazione della mobilità sostenibile intrapreso da tempo in riva allo Stretto. Così quella che è stata denominata la sfida dei sindaci di Messina e Villa San Giovanni, Federico Basile e Giusy Caminiti, ha raccolto tanti sostenitori in quella che è stata la serata più divertente della 4 giorni del New Mobility Messina 2023, la manifestazione su mobilità sostenibile e sicurezza stradale inserita all'interno delle iniziative natalizie messinesi. Il centro città è stato trasformato in un vero e proprio autodromo con la pista allestita a valle di Piazza Cheroli con uno show condotto dalla messinese Noemi David e dal giornalista Andrea Minerva.
A vincere è stato il team del sindaco di Messina, che poteva contare anche sull'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e sull'olimpiodica messinese Silvia Bosurgi. Che si può girare anche in modo diverso, so che è un tema un po' delicato, un po' particolare, un po' che crea mal di pancia, però alla fine è un modo anche per capire che con tutti i sistemi che ci sono oggi possiamo cambiare piano piano anche il modo di spostarci e muoverci. Alla fine è stata festa anche per il team sconfitto, la sindaca di Villa San Giovanni, l'attrice di Mare Fuori Giovanna Sannino e il presidente di Astra Andrea Gibelli. Io sono venuta qua per divertirmi ma per perdere, perché io ho l'ansia, entro dentro la macchina e ho l'ansia, però no, sono accompagnata benissimo, quindi mi sono divertita, non ero mai salita su un monopattino in vita mia, non avevo mai guidato una macchina elettrica, quindi io non lo so come ci sono arrivata. Alla fine un impegno comune preso da tutti, lavorare ancora per creare un modello integrato e una unica rete di trasporto nello stretto. Restiamo appunto a Messina, vi mostriamo una cena al buio nel segno dell'inclusione, un'iniziativa di un'associazione che lavora per l'integrazione in società dei soggetti non vedenti. Il servizio. Una cena completamente al buio per entrare nel mondo dei non vedenti e far comprendere le difficoltà che si possono avere anche paradossalmente di coordinamento del movimento della mano per mettere il cibo in bocca. Un modo, anche questo, per fare inclusione, l'iniziativa particolare e curiosa a Messina per l'avvio delle attività dell'associazione Global Inclusive, che vuole rappresentare un punto di incontro per persone con disabilità e per le loro famiglie. Lo scopo principale della nostra associazione è questo, l'inclusione, capire quello che effettivamente significa collaborare fra il mondo della disabilità e il mondo dei normodotati. L'obiettivo è quello di far comprendere come la collaborazione tra le persone disabili e non può essere fondamentale per il percorso di integrazione in società. L'associazione Global Inclusive ci prova soprattutto con lo sport, con il blind tennis, il torbal, lo showdown, la danza sportiva. Il nostro scopo è quello di cooperare con tutte le associazioni che affrontano e che hanno delle persone che affrontano delle disabilità, e quindi la Global è proprio inglobare tutte le disabilità, quelle visive, quelle uditive, le motorie, e in più aiutare le famiglie, perché soprattutto loro, le famiglie delle persone che hanno difficoltà, a volte sono quelle che hanno più problemi. Adesso un'altra pausa e poi l'ampia pagina dedicata allo sport. Ultima parte, il calcio con la Serie B e il Palermo che vince 3-2 contro il Pisa e, come dice ai nostri microfoni il mister Corini, ritrova lo spirito che mancava. Sentiamo. Occorreva la vittoria, il Palermo, seppur con tantissima sofferenza, è riuscito ad ottenerla. Il 3-2 sul Pisa al Barbera non certifica però la guarigione dei rosanero, ancora troppi errori, ancora una cattiva gestione di un doppio vantaggio, ma questa volta, al contrario di quanto successo a Parma, il Palermo è riuscito a non farsi raggiungere. Alcuni momenti sono di sofferenza, però lo spirito di questa squadra è importante, l'abbiamo ritrovato e questo per me era fondamentale per andare oltre a qualche difficoltà oggettiva che in questo momento abbiamo, che c'è. Ma abbiamo anche per me la forza e la qualità per poterla superare, avevamo bisogno di fare un risultato importante, di farlo soprattutto in casa che ci mancava da tanto tempo. Dicevamo di tanta sofferenza per i siciliani, soprattutto nei primi 20 minuti in cui il Pisa spadroneggia e trova anche la rete del vantaggio con Marin, per fortuna del Palermo però annullata dopo il controllo VAR. Si riparte da 0-0 e i rosa iniziano a cambiare marcia, così da Insigne arriva il graffio vincente che vale l'1-0. Il Pisa però è vivo e impensierisce Pigliacelli, ma è ancora Insigne ad illuminare il gioco dei rosanero, assist per Brunori e palla in rete, 2-0. Partita finita, ma che ad inizio ripresa il copione cambia ancora, come a Parma arriva il blackout che fa saltare la corrente rosanero, così il Pisa pareggia nel giro di 5 minuti, al 49esimo colpisce Marin, poi pareggia Valotti e 2-2. I tifosi rosanero fischiano, ma Marin, assoluta spina sul fianco per la difesa palermitana, commette un'entrataccia su Koulibaly, è giallo ma per il VAR è rosso, Pisa in 10 e Segre a realizzare con questa capocciata la rete del 3-2. Il Palermo sfiora il poker ma non corre più rischi, una vittoria salutare. Sabato rosanero in quel di Como.
E domani si gioca a Catania-Sorrento in serale. Su questa partita pende l'importante decisione del TAR sulle porte chiuse. Anche di questo ha parlato Lucarelli in conferenza stampa. Sentiamo Marco Carli. Anche col Sorrento il Catania ha visto in coppa col Pescara. Serve questo, nonostante le assenze, per riprendere il cammino in campionato interrotto a Messina. 2 partite al giro di boa, quella gara col Benevento del 23 dicembre, che oltre a rappresentare la fine del girone di andata, farà da spartiacque fra il Catania visto fin qui e quello che sarà nel ritorno, con gli innesti previsti dal mercato. Lucarelli in conferenza stampa parla intanto della decisione che spetterà al TAR in merito alle porte chiuse della partita con i campani. Mi aspetto che non venga penalizzata una tifoseria, la città e un'immagine della città, quindi io mi aspetto che ci sia la possibilità giustamente di avere i nostri tifosi allo stadio. Sotto il punto di vista tattico è sempre la gara col Pescara che potrebbe indirizzare le scelte, per certi versi obbligate, di Lucarelli causa infortuni. Il 4-2-3-1 che si trasforma in 4-3-3, ma soprattutto Chiricò falso 9 è un'opzione. Per il resto Lorenzini sempre al posto di Silvestri, così come Rapisarda a destra. Al momento abbiamo 18 con il recupero di De Luca, 18 giocatori per affrontare questa partita. Quindi sicuramente domani è una partita complicata, è una partita difficile dove dovremo essere molto bravi, ci sarà bisogno di raschiare il barile, ci sarà bisogno che i ragazzi tirino fuori tutto quello che hanno in questo momento. Pareggio senza reti del Messina al Viviani di Potenza, una partita noiosa ed equilibrata con pochissima emozione. Sentiamo Sergio Colosi. Per il Messina è il primo stagionale, per il Potenza il secondo consecutivo. Lo 0-0 del Viviani premia il buon momento dei giallorossi, che mai in questo campionato avevano messo 3 risultati utili, uno dopo l'altro, 7 punti in 3 giornate e nessun gol incassato. Modica conferma l'11 del derby col Catania. La fase difensiva regge anche a Potenza, dove l'assenza del bomber caturano pesa tanto ed è un altro alleato della prestazione di Manetta e compagni, che concedono ai padroni di casa soltanto 2 tiri nello specchio della porta, entrambi nei primi 8 minuti di Saporiti e Volpe, con altrettante parate del sempre attento Fumagalli. Dopo il buon inizio il Potenza si sgonfia, poco gioco e tanto tatticismo. Ragusa corre, si sacrifica e va in aiuto sulla fascia al giovane Salvo, ancora tra i migliori, mentre Mausso è nella giornata storta, l'ennesima, culminata con un giallo che gli farà saltare l'ultima gara dell'anno contro il Monopoli. Pochissimo Messina in avanti, 0 tiri in porta, scomparirà definitivamente a metà ripresa, quando Modica inserisce 3 under e chiude con 6 giovani. La sua squadra si abbassa, rischia di capitolare sul diagonale di Pace, non riesce più a salire e proporre gioco. Cambi questa volta inefficaci, ma il Messina porta via un punto da un campo dove hanno già perso 4 dirette concorrenti per la salvezza, quanto basta per accettarlo con soddisfazione e proiettarsi ad un futuro chiamato Monopoli e Mercato. In chiusura al volley con la Saturnia che conquista un punto importante contro la corazzata Modena. Sentiamo. Il punto conquistato, e potevano essere almeno 2, vale molto per il morale e conta anche per la classifica, perché la Saturnia, Farm Italia e Catania accorcia nei confronti di Taranto proprio alla vigilia dello scontro diretto del giorno di Santo Stefano. Contro Modena, una delle grandi storiche della nostra pallavolo, il sestetto siciliano rende al meglio nei vari fondamentali e gioca una gran gara evidenziando la crescita di Masulovic, che chiude il primo set dal centro e mette a referto 8 punti. E poi c'è un Massari in più che si è ripreso dall'infortunio di Padova e dà il suo contributo, così come un ottimo Bossi che segna 11 punti, oltre al solito devastante Buchegger. Catania, dopo la vittoria del primo set, cede nel secondo e vince il terzo. Modena però pareggia ancora i conti e si va al tie break, dove è un punto a punto fino alla fine. Vincono gli emiliani 15-13. Abbiamo interpretato bene la partita all'inizio, quindi siamo riusciti a dare una giusta intensità dal primo set. Peccato, perché un altro punto sarebbe stato importante. Il 26 c'è la sfida con Taranto e la posta in palio è tanta. Adesso dobbiamo arrivare a Taranto consapevoli che sarà una partita importante, ma dobbiamo continuare col percorso che abbiamo iniziato.
Il telegiornale finisce qui, era il nostro ultimo servizio. A tutti voi grazie per averci seguito, una buona domenica, prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 19.